Riccardo Piras alla presentazione dell'ennesima organizzazione in chiave perfetta di Coppa di Mezza Estate. Ormai tutta Italia parla in questa kermesse che vedrà protagonisti tanti bei giocatori e poi quest'anno siamo fatti mancare niente, avremo anche il basket, ne parleremo più avanti. Riccardo. Sì, siamo giunti anche quest'anno alla quinta edizione del nostro torneo, anche oggi siamo ospiti qua da Confalonieri Auto. Siamo contenti, stanchi perché arriviamo da mesi di duro lavoro, però ci siamo anche quest'anno, siamo pronti per la quinta edizione. Speriamo bene, dai. Qualche numero? Qualche numero, anche quest'anno abbiamo chiuso con un torneo da 28 squadre. 28 squadre, circa 300 gli atleti che parteciperanno al nostro evento. Anche quest'anno attendiamo un livello, posso dire, medio-alto, perché vedremo sicuramente delle belle partite, livello alto, sarà una pre-preparazione per i campionati professionistici. A proposito dei campionati professionistici, puoi svelarci qualche nome particolare, qualche formazione? Perché poi alla fine si parte tutti per partecipare, tanta ludicità, no? Passami il termine, però poi non piace perdere a nessuno e vediamo fior i calciatori che calcheranno anche quest'anno il vostro campo. Sono tanti, diciamo, i giocatori conosciuti qua a livello almeno regionale. Chi mi può venire in mente quest'anno è Andrea Congiu, che ha disputato un campionato molto importante con la Nusei, ma giocheranno tanti, Michele Pulina, appunto come ho già detto, Andrea Congiu, Luca Tedde, Giacomo Cocco, diciamo che il livello è abbastanza alto. Lo scorso anno ricordo che ti eri un pochino portato avanti con il raccontarci le squadre che potevano diventare gli outsider, quest'anno? Anche quest'anno penso ci saranno delle squadre che, anche se partiranno insomma un po' senza grandi nomi, ecco, però sono sicuro che quest'anno ci saranno delle squadre che daranno del filo da torcere, squadre di ragazzini poco conosciuti ma che sicuramente diranno la loro. Sono sicuro che quest'anno ci saranno delle grosse sorprese. Poi ovviamente i nomi pesanti ci sono, quindi partiranno favoriti sicuramente loro. L'anno scorso però il torneo ci ha detto che non sempre le corazzate vanno a vincere. Riccardo, ultimissima domanda, si parte? Partiamo martedì 25 giugno, la novità di quest'anno è che il torneo verrà svolto, l'abbiamo soprannominata la Carbonazzi Arena, giocheremo negli impianti sportivi della San Paolo Calcio. La grande novità di quest'anno è questa, appunto la nuova location. Riprodurremo appunto un'arena all'interno del campo, un'arena. La novità ancora più importante sarà l'affiancamento con i ragazzi del basket, quindi abbiamo proprio l'intenzione di creare un vero e proprio evento sportivo a Sassari. Insomma, speriamo bene.